Un ampio dibattito si sta sviluppando in città sulle dichiarazioni fatte dal presidente della regione Schifani in occasione della sua venuta in città per l'esordio del Giro ciclistico di Sicilia, affermando la non sostenibilità gestionale di un futuro aeroporto ad Agrigento. Oggi tra gli interventi c'è quello qualificato dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento per nota del suo presidente Achille Furioso, che afferma come gli ingegneri della provincia di Agrigento sono convinti della sostenibilità economica del progetto di uno scalo aeroportuale nel nostro territorio. A tal proposito avevano già preparato, nell'ambito delle iniziative condotti con altri ordini professionali tecnici, un emendamento alla legge di bilancio nazionale dello scorso dicembre del 2021. L'emendamento prevede l'apertura di iniziative private con un contributo pubblico iniziale per la realizzazione e la gestione dei primi 3 anni. Questa procedura consentirebbe, continua Achille Furioso, agli imprenditori e al mercato di valutare la bontà e la sostenibilità dell'aeroporto di Agrigento in prossimità della Valle dei Templi. Siamo convinti che se oggi a visitarla sono 1 milione di turisti all'anno, con un aeroporto avremmo un incremento elevatissimo, difficilmente quantificabile a priori. Basti pensare a quello che è successo nel sud della Francia, dove sono stati realizzati una decina di aeroporti a distanza di 50-100 km l'uno dall'altro, facendo registrare un incremento di visitatori in 10 anni di circa il 40%. È questo che fa preoccupare gli altri aeroporti siciliani? Riteniamo che in ogni caso un contributo iniziale da parte del governo nazionale e regionale, anche utilizzando finanziamenti europei, sia dovuto alla nostra provincia, visto che i fondi del PNRR non è stato previsto nulla per il nostro territorio in tema di infrastruttura. Dopo le dichiarazioni pubbliche del Comitato per l'aeroporto, del cartello sociale, di associazioni, di rappresentanti della società civile e di moltissimi altri stakeholder, di alcuni esponenti politici, seguite dall'iniziativa della Rete delle Professioni Tecniche che ha firmato il manifesto a favore dello scalo aeroportuale nell'ottobre del 2021, abbiamo potuto apprezzare, a seguito della designazione di Agrigento come Capitale Cultura 2025, la chiara presa di posizione e l'impegno pubblico a favore del nostro aeroporto da parte dell'esponente agrigentino che fa riferimento al governo nazionale, onorevole Calogero Pusiano. Siamo insomma convinti che solo unendo le forze si potrà uscire dall'isolamento infrastrutturale in cui siamo stati relegati da decenni, conclude il presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Agrigento, Achille Furioso.